E buongiorno amici di Matto Scacco, siamo alle battute finali di questo match finale per decretare il nuovo campione del mondo di scacchi. Andiamo a vedere i risultati, siamo a 6,5 e 6,5, vi ricordo che vincerà il titolo colui che arriverà a 7,5. Oggi è giornata di pausa, giocheranno domani e domani Ding Liren avrà il bianco. Ciò significa che se Ding riuscirà a vincere la partita farà 7,5 contro 6,5 e quindi diventerà campione del mondo. Quindi noi domani già potremmo avere un eventuale campione del mondo. Nepo presumo che faccia di tutto per ottenere una patta, quindi di impostare un gioco o utilizzerà una difesa che andrà verso le patte. Probabilmente potrà impostare una difesa russa, che è una difesa che si è risaputa piuttosto pattaiola ad alti livelli. Quindi qui il 7,5 pesa, la vittoria in questo caso pesa. Ma vediamo la partita che hanno giocato ieri. È stata una partita combattuta, nonostante, come avete potuto vedere, è finita patta, però non sono mai state patte così, sempre molto combattute, anche perché, se non mi sbaglio, c'è il regolamento che fino alla 40ª mossa non possono accordarsi per la patta, robe varie. Allora, questa è una noiosissima Rui Lopez, o Rui Lopez, e vado avanti velocemente fino a quando non succede, diciamo, la prima imprecisione. Secondo il motore, perché in realtà questa è una mossa ultra plausibile, doppio attacco su questo pedone centrale, F3 è una mossa che tra l'altro si vede anche spesso giocare nella Rui Lopez, quindi non c'è nulla di male. E qui si gioca con qualche cattura al centro, si centralizza questo fortissimo alfiere e adesso arriva una mossa sospettosa che poi darà vita a delle complicazioni più avanti qui nel mediogioco. Torre in E5. Torre in E5 è una mossa veramente sospetta. Questa torre cosa vuole fare? Vuole forse spostarsi qui sulla quinta traversa, in qualche casa particolare G5 o H5? Tutto può essere, oppure potrà anche cercare di sostenere un raddoppio, qualcosa, oppure può ancora una volta può sostenere un'eventuale futura spinta in F5 per togliere questo fastidiosissimo alfiere. Torre C1. Entrambi i giocatori centralizzano tutti i propri pezzi perché è uno dei principi insomma, degli scacchi, cercare di giocare con tutti i pezzi che hai a disposizione. Cavallo in E2 e adesso arriva un po' di pressione su questo cavallo, una pressione che al momento è tenuta 2 volte, però chi lo sa che in futuro possono accadere cose tremende. Donna in E7. Donna in E7 e bisogna fare attenzione a non lasciare troppi pezzi sospesi, però la donna anche qui ha funzioni di sostegno, ha possibilità di venire ad attaccare un po' questi pedoni che sembrano un po' scoperti, quindi sicuramente va bene. Donna di 4 e la donna si fa sempre più presente al centro della scacchiera, difficile da attaccare, e ora F5. Ora, nel momento in cui tu, giocatore da nero, giochi F5, ti rendi conto che questa torre, non dico che è praticamente in trappola, ma lo è. E che quindi ti aspetti una risposta come alfiere G3, così se tu mi catturi l'alfiere io ti catturo la torre. Ed è proprio quello che voleva Ding. Ding decide di creare degli squilibri all'interno della posizione. Cosa sono questi squilibri? Quando il materiale non è pari, magari io ho la qualità in più, io ho la torre, tu hai l'alfiere, e può succedere praticamente di tutto. Ed ecco che Ding cerca di squilibrare la posizione da nero. Torre per alfiere, pedone e addirittura cattura di donna. Non solo ora siamo sotto di una qualità, ok, ci siamo ripresi un pedone, ma ora ti chiedo addirittura il cambio di donne. Cattura e cattura. Alla fine di questa posizione Nepo si ritrova con un paio di torri contro una. Bisogna vedere se poi questi due alfieri qui del nero riescono a compensare, cioè a dire che questo alfiere nero diventerà molto forte. L'unica mia perplessità è questo alfiere campochiaro, ma vediamo come prosegue. Torre in F va in D1, il cavallo si sposta da possibili attacchi e vuole cercare il prima possibile di andare in D3. Se questo cavallo del nero riesce un giorno ad arrivare in D3, e qui è finita la partita, perché questo cavallo prima o poi o gli devi dare una torre su questo cavallo, ma se gli dai una torre poi i pedoni si uniscono
e hai 2 pedoni passati uniti verso la promozione, quindi questo era il piano di Ding ed è stato geniale riuscire a vederlo da questa mossa. Sacrificio di torre, cattura, cattura, cambio di donne e poi vado col mio cavallo qui per crearmi una bellissima casa in D3. Peccato che il nero ha delle mosse intermedie. Prima che mi piazzi il cavallo qui, facciamo uscire la torre con guadagno di tempo sull'alfiere. Qui mossa intermedia a scacco. E ora alfiere C6. Mi sembra una mossa onesta. Questa torre deve togliersi, ma si toglie creando l'ultima minaccia. Torre C7 e qui il nero è costretto a dare la torre per torre. Qui abbiamo ancora uno squilibrio. Torre e cavallo contro 2 alfieri e cavallo. Attualmente Nepo è sopra, secondo i calcoli del materiale, ma i calcoli del materiale valgono poco. Attualmente questo cavallo dei 3 non si può giocare perché c'è sotto il pedone in C4, motivo per cui viene giocata alfiere D5, che tiene sott'occhio tutti i pedoni con l'idea poi di fare cavallo D3. Ripeto, se il cavallo riesce ad andare in D3 possono esserci un po' di guai per la situazione. Cavallo C3, cercando di migliorare la posizione di questo cavallo attaccando l'alfiere e il pedone. Cavallo in D3, ok, se vuoi prendimi l'alfiere, io è il momento che mi riprendo il mio materiale, ma la torre si sottrae. Ora ricordiamoci che c'è l'alfiere sotto, quindi anche l'alfiere si sottrae e voglio ricordarti che mettere 2 alfieri su case affiancate è uno dei modi migliori per posizionare gli alfieri, poiché su case affiancate controllano alla perfezione una marea di caselle e sono anche difficili da attaccare, perché come ti avvicini a questi alfieri che qui non può andare, 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 e sono veramente quasi inavvicinabili. L'unico loro punto debole, per esempio, se qui ci fosse una torre, ora li attaccherebbe entrambi da dietro. A5, re F7 cercando di portare un po' il re più al centro, poiché stiamo andando in un finale. Torre in E2 con doppio attacco su questo pedone. Cavallo C1 attaccando la torre. Torre in E1 tenendo sempre sott'occhio entrambi i pezzi. E ora il cavallo si sposta andando in D3 minacciando la torre. Ovviamente la torre non può papparsi questo pedone perché c'è l'alfiere, quindi la torre deve spostarsi. Torre 2, cavallo C1, ti attacco ancora la torre. E io decido di ritornare con la torre in E1 e andare verso la ripetizione di patta. Qui il motore consigliava una torre C2 per evitare le ripetizioni e dice che in questa situazione il bianco avrebbe avuto buone possibilità, almeno questo è quello che dice il motore, anzi si è già ricreduto, si è già andato verso una patta. Ok, la partita è finita patta, prima delle 40 mosse praticamente, è stata una partita così, però ci sta, i giocatori sono stanchi, hanno giocato miliardi di partite fino ad ora e quindi ci sta che cerchino un po' di andare anche su linee confortevoli. In realtà questa è un po' come quando i ciclisti stanno facendo l'ultima pedalata in salita, questa è l'ultima pedalata, devono dare il tutto per tutto, ma come abbiamo visto non è stata una patta, diciamo così, semplice, ma è stata giocata come partita, quindi poteva finire veramente con 3 risultati questa partita. Vedremo la partita di domani che potrà essere una partita decisiva. Chi lo sa, Ding Liren nuovo campione del mondo? Fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. Alla prossima, ciao!